So welcome to this kickoff meeting of the Interact project Fish No Waste. My name is Alberto Rause, University of Padua, and I would like to introduce you to the manager of Chioggia, Mauro Rognalo, and to the director of my department, Department of Biology at the University of Padua, Luigi Bubacco, who will give a brief introductory speech, and then we'll start with a talk about the project content. Thank you very much. Mauro, please. Buongiorno a tutti, ben arrivati a Chioggia. Farò solo un brevissimo saluto perché poi devo scappare da un'altra parte. Volevo augurare buon lavoro a tutti voi e ringraziare ovviamente l'Università di Padova, anche il direttore del mercato ittico, il professor Alberto, ecco, e ovviamente per Chioggia, per l'amministrazione comunale, la sostenibilità è importantissima. Abbiamo la prima flotta peschereccia d'Italia e quindi per noi i pescatori non sono solo ovviamente lavoratori che portano dell'ottimo prodotto ittico del nostro mare Adriatico sulle nostre tavole, ma noi li consideriamo i custodi dell'Adriatico, perché una volta magari venivano criminalizzati, no? Ecco, i pescatori, e adesso c'è bisogno ovviamente di fare anche formazione e informazione ai pescatori, perché proprio loro raccolgono tantissimo materiale dal nostro mare e per loro il mare ovviamente è una risorsa importantissima, perché una risorsa è come la terra per il contadino, il mare per il pescatore ovviamente è una risorsa importante. Quindi da qui, da queste giornate ovviamente importanti, da questi progetti, dobbiamo fare ovviamente cambiare anche una certa mentalità che magari in passato non c'era. In fondo del nostro mare ci sono reti, ci sono cavi metallici, materiale plastico, e quindi adesso, grazie proprio ai pescatori di adesso, dobbiamo cercare di recuperare il tempo perduto, perché la sensibilità che c'è adesso nella sostenibilità ovviamente è migliore, è aumentata in maniera esponenziale, perché si è capito che in tutto il mondo che c'è bisogno di rispettare ovviamente il pianeta Terra, sia l'acqua, il mare, la laguna, la terra, il cielo, l'aria, tutto. Niente, basta, mi limito a questo, veramente vi auguro buon lavoro e grazie a tutti per essere a Chioggia. Grazie. Okay, thanks to the mayor. Welcome everybody, welcome to Chioggia and the chairman of the department. I'm very happy, of course, because this is a big chunk of money coming for research and for research activity. I want to start with something that mentioned the mayor, that said that, the sea is like the land for the farmer. But there is one detail that is very difficult and different in a sense, because the farmer has his own land. And so that sense of belonging is attached to the land, to the piece of land that he has. For a fisherman, it's different, because the sea is everybody's wealth and patrimony. So we are going to try, and I'm sure that this project will act on this, to change the mentality, to change the approach, because the idea that the sea and the nature in general, biodiversity, is everybody's patrimony, is the one thing that we really have to deliver to the city. So the opening of this meeting is important, because we want the city and the fishermen that live here to see that the university is present in here, it's in Chioggia, and is something tangible. And it's also something that we need to have a relation, a constant dialectic discussion with these people. We have to change a little bit their mentality, we have to become more sensible ourselves to their own need. And I see in time, in the 5 years that I've been holding this post, that the approach and the level of interaction is increasing very much. So I'm very pleased of that, and I'm very happy that our rising star, Alberto, was able to get this grant together with all the people of the project. With this said, I don't want to add much more than this. That is to wish you a very effective and constructive interaction. Keep your badge when you go around having lunch, so people see that we have scientists from abroad coming to Padua, to Chioggia, because
this is exactly the idea. We want to be part of the city. And that's something we are still struggling with, if I have to be honest. But that is part of the aim. So I don't want to add much more. I will sit for the very beginning of the meeting, try to catch some information about the project and